Buonasera dal Pala del Mauro di Avellino, terza giornata del campionato di Serie A di futsal. Si sfidano la Sandro Abate e la Savia Testa Mantova. Sandro Abate reduce dal pokerissimo Avellino 5-1 per gli irpini, con le reti di Lucio Avellino doppietta, poi Ezzi in gol, anche Osian e Ghi. Invece la squadra virgiliana ha un punto in classifica in 2 giornate, una sconfitta e quindi un segno del pareggio per la Savia Testa. 8 gol fatti, 10 subiti per la squadra lombarda. Andiamo a presentare un po' gli starting 11 delle 2 formazioni, ormai i convocati della partita, che vedrà appunto impegnati i biancoverdi contro la squadra della Savia Testa. Vitiello, Gattarelli, De Luca, Ezzi, Ghi, Wilde, Parisi, Di Luccio, Petrillo, Lucio Avellino il capitano, Giuseppe, Rizzo e Osian. Risponde Mantova con Fior, Leleco, Donadoni, Misael, Mascherona, Fontaniello, Salas, Lemos, Galan, Silveri, Nins, Donin, ex di turno se non vado errato, e Cabezza. Tecnico della squadra ospite Giuseppe Mirella, il mister della Sandro Abate Piero Basile. I 2 arbitri sono Alex Iannuzzi della sezione di Roma 1, il secondo arbitro Stefania Candia di Teramo, cronometrista Ivo Colangeli della sezione di Aprilia. Dunque anche il gentil sesso ad arbitrare il match del Pala del Mauro. Vediamo sventolare anche delle bandiere dei tifosi di Mantova, addirittura provenienti dalla città di Virgilio. Tantissimo l'entusiasmo che attorno a questa squadra e tanti chilometri macinati per 2 stoici tifosi che sventolano la bandiera bianco-rossa. Andiamo a vedere un po' il turno che si presenta con la vittoria della Meta Catania, un po' sorpresa sui campioni d'Italia della Feldi Eboli per 4-2. Poi si gioca L84 Cosenza, Sandro Abate Mantova, Sporting Sala Consilina Olimpia Verona, Ciampino Futsal Napoli, Fortitudo Pomezia Active Network, Came Dosson Ital Service, Ecocity Genzano, Olympus Roma. Dunque derby laziale. Prossimo weekend invece la Sandro Abate sarà impegnata sul campo alle ore 16 il 28 di ottobre sul campo dell'Actia Network, mentre l'Ital Service sfiderà Pomezia, Napoli, Genzano, Verona, la L84, Mantova, Sala Consilina, Olympus Roma, Cosenza, Meta Catania che va a Came Dosson, e poi i campioni d'Italia della Feldi Eboli affronteranno Ciampino. Pubblico sugli spalti un 200 circa. La Sandro Abate va a caccia della seconda vittoria consecutiva, e invece la squadra della Savia Testa del primo successo in campionato dopo le prime 2 uscite a vuoto. Non c'è per Avellino Ugherani, ancora non disponibile il calcettista laziale. Vediamo già la maglia azzurra del Mantova a strisce, un po' come quella del calcio a 11 della squadra lombarda, banda in orizzontale bianca. La stiamo sbirciando dagli spogliatoi. Sandro Abate in maglia bianco-verde. Vediamo i calcettisti che si salutano, si aprono le porte, ci siamo, sta per partire Sandro Abate, Savia Testa Mantova, amici di Futsal TV. Sandro Abate che tra le altre cerca il primo sorriso interno dopo la sconfitta al debutto con l'Olympus Roma, fortino mattatore di quella serata che abbiamo commentato per voi. Non è bastato agli irpini il gol di Wilde, il gol di Wilde per ristabilire un po' la parità. Olympus Roma però che ci destò una grande impressione, dunque una vittoria che fu di certo meritata dai ragazzi di Dorto. Il coach mantovano è già in prima partita, è già a ridosso delle panchine. Aspettiamo gli arbitri che stanno entrando in questo momento in campo. Entra il signor Iannuzzi di Roma 1 e poi entra anche Piero Basile in panchina con Vinicio Comella, i suoi assistant coach
poi il DG Antonio Ferraro, il presidente appunto Gianfil Melillo, Paola Rossi, Massimo Abbate, Maria Perella, ci sono proprio tutti per assaporare questa sfida che vuol vedere un futsal spettacolo e offrire a voi che ci seguite da casa e sulle piattaforme uno spettacolo degno di nota. Ecco l'ingresso in campo tra gli applausi del pubblico presente, non una cornice però importante a differenza di quella che si era vista con l'Olympus. Noi salutiamo anche l'ufficio stampa della Sandro Abbate, Gigi Ermetto, che ci ha fornito tutto il necessario, le distinte, il prossimo turno, gli schieramenti e anche un po' la storia del club che ormai è in Serie A da 5 stagioni e che ha disputato sempre grandi campionati, ha annoverato grandi calcettisti come Ercolessi, Douglas Nicolodi, Alex passato al Barcellona, ha avuto la Sandro Abbate nella sua piccola storia ma grande realtà sportiva tantissimi calcettisti che hanno calcato i parquet di tutto il mondo e che hanno vinto soprattutto come Wilde in tutto il mondo. Vestito la maglia anche Cacà, Fantesele, davvero tanta roba per una squadra che vuole regalarsi un trofeo, perché nelle parole di Jean-Philippe Melillo, quando appunto ha presentato le divise, ha promesso alla piazza un trofeo quest'anno, che sia la Coppa Italia, che sia magari lo scudetto, però parola impronunciabile da queste parti. Però la Sandro Abbate ha voglia di tornare a vincere dopo la Coppa Italia conquistata ad Asti qualche anno fa in Serie A2, la cavalcata vincente dei Lupi culminata con la vittoria della Coppa. Foto di rito per Mantova. Pallone già in mezzo al campo, il direttore di gara consiglia le distinte ai dirigenti. Mantova si carica. Andiamo poi a raccontarvi anche la numerazione tra i pali. Vediamo Fior che va a sistemarsi, mentre per la Sandro Abbate dovrebbe essere Parisi il portiere. Poi vediamo in campo anche Donadoni, numero 5 Lelezo o Leleco, come dir si vuole, 17 Lemos per i virgiliani, poi Cabezza con il numero 88. Anche la Sandro Abbate ha scattato la foto di rito. Il 5 di Lelezzo e Fior, Sandro Abbate che invece schiera Gattarelli, Parisi, vediamo Lucio Avellino, Ghi e Osian, un po' il quintetto che è stato presentato contro l'Olympus Roma. Amici del grande futsal, pronti a sintonizzarvi e a salire con noi sulla giostra del futsal. Anche una sparuta rappresentanza dei tifosi irpini che siede sulla destra della tribuna Terminio, la tribuna Montevergine, quella dove sta sventolando la bandiera di Mantova e dove ci sono i dirigenti della Sandro Abbate. Quella di fronte alla nostra postazione. Ghi è partita. Sandro Abbate, Mantova, alla Gattarelli, si va da Osian per Lucio Avellino. Chiama subito palla Osian che prova già un destro, palla alta però velleitario il tentativo di Osian, però buona l'imbucata di Lucio Avellino e riparte dunque subito Mantova con Lelezzo. Perde palla Lemos, rimessa a Sandro Abbate. Sulla palla Gattarelli. Avellino, il capitano, doppietta per lui a Verona. Osian, Lucio Avellino, si studiano le squadre. Ghi
domestica con la suola, poi ancora palla a Gattarelli, un po' forte il passaggio, però il calcettista della Sandro riesce ad arpionare il pallone, poi Ghi numero sul posto, però rischia molto qui Avellino, non la butta, imbucata per Ghi che può calciare col sinistro, lo fa, schiacciato troppo il suo sinistro, Lelezzo in angolo, partita forte della Sandro Abate. In campo anche Misael, il quinto di Mantova, è un roster tutto straniero in campo, non so se Fior, anche lui calcettista straniero. La palla per Ghi, ce l'ha il piede di Fior che salva, poi gioco di prestigio qui, un po' fortunato il calcettista ospite, poi la palla lunga di Parisi però che non trova nessuno, trova solo Fior, quindi può rimettere in gioco con le mani il portiere di Mantova, anzi rimessa laterale. La boa marcata da Lucio Avellino di Mantova, subisce, prende il pallone, si gira molto bene Cabezza, bravo Parisi, poi Osian messo giù, non c'è fallo, contropiede Mantova, è un 3 contro 3, difesa però schierata di Avellino, Lucio Avellino infatti batte in fallo laterale il tentativo di numero 10 Misael, un po' scarico Misael, poteva e doveva essere più deciso per l'offensiva dei suoi, però bravo Avellino a contenerlo. Numero 17 Lemos, poi ancora conclusione al volo di Misael che va a perdersi sulla sinistra di Parisi, che serve subito Osian, Sandro Abate che vuole subito accelerare i tempi. Avellino, Ghi fermato da Lelezzo, non c'è rimessa laterale per Sandro Abate, la rimessa è per la Savia Testa. Palla a Lemos, fallo di mano qui clamoroso di Cabezza che se la prende anche con se stesso. Dunque primo fallo della partita ed è di Mantova quando sono andati via circa un minuto e mezzo dall'inizio della partita. Qui cosa subisce un pestone Lucio Avellino, non c'è fallo, si rialza, non c'è stato contatto, un po' all'inglese la direzione di Alex Iannuzzi di Roma, mentre Stefania Candria è sotto la nostra postazione tribuna Terminio che passeggia. Oggi qui Mantova sbaglia un disimpegno, la palla colpisce il cubo dei cambi, palla dentro, occhio all'Evo, qui c'è fallo forse di Lucio Avellino, non secondo il direttore di gara, o anche nel futsal un po' come nel calcio si lascia giocare. Cabezza, Avellino, molto fisica la partita, Osian va via, qui c'è fallo, questo è un brutto fallo, c'è anche giallo e lo estrae mi sembra Candria, mi sembra che ce l'abbia in mano il direttore di gara, sì, sventolato a Lelezzo dopo dopo 2 minuti di gioco, 17:56 alla fine del primo tempo, subito un giallo per Mantova, per Lelezzo. Giallo giusto, anche noi abbiamo avuto l'impressione in tribuna ci potesse stare il fischio e il cartellino giallo. Palla a Osian, ma c'è anche Lucio pronto a calciare, palo clamoroso contro l'Olympus Roma per lui. Anche Cabezza sul palo, Lucio, uno schema, palla a Wilde, la grande parata di Fior che salva il risultato. Aveva trovato Lucio, ancora Lucio, un tu per tu, Lucio Avellino, bravissimo Fior e poi si rivola il gol 2-0. Osian però era entrato, aveva tagliato a fette la difesa Lucio Avellino, poi a tu per tu con Fior, bravissimo a distendersi, a negare la gioia del gol ad Avellino, però il capitano era riuscito ad inserirsi bene tra le maglie virgiliane, adesso ancora giù Cabezza, quindi palla a Ghi, non c'è fallo questa volta, ancora Ghi, la Sandro insiste, la Sandro prova a calciare, palla al lato, sarà calcio d'angolo per i lupi.
Ghi ancora attiva, meno 3 chance per la Sandro Abate per sbloccare il match. La difesa di Mantova ha contenuto molto bene gli attacchi avellinesi, anche con un pizzico di fortuna, però la Sandro costruisce tanto in questi primi 2 minuti e mezzo dell'incontro. Ghi e passa in vantaggio la squadra bianco-verde con Gattarelli, il gol era nell'aria. 1-0 Sandro Abate, gol di Gattarelli, il primo in campionato. È un vantaggio meritato quello della Sandro Abate, che ha trovato dopo 2 minuti e mezzo di gioco con Gattarelli, schema davvero ben costruito da parte di Lucio Avellino e Ghi. Dato qui errore di Similio di Mantova, in tilt la squadra di Mililla, la palla va a Gattarelli, poi Ghi, Avellino, palla ad Osian punta un avversario, poi la palla giunge però docile con le braccia di Fiori. Buona la palla adesso per Lemos, poi perde il contatto con la sfera, Ghi fa tutto da solo, bravissimo Misael a rubare palla e poi Parisi a chiudere lo specchio, la grande parata su Lemos. Errore qui di Ghi che chiede scusa, però forse dovrebbe asciugarsi il parquet. Lo chiama Lucio, lo chiama Ghi. La grande parata di Parisi sul suo palo. E dunque si asciuga il parquet nei pressi dell'area di rigore. È passato in vantaggio la Sandro Abate. Angolo Mantova, Avellino ci mette la testa, la liscia Ghi, però contropiede Gattarelli, palla ad Osian, strozza troppo il tiro, Ghi chiede il fallo di Cabezza, fallo non sanzionato. Occasionissima Sandro Abate, almeno la quarta, ma siamo solo 1-0. Lemos, c'è stato un cambio anche a Mantova, poi Osian, Misael, Avellino di mestiere su Cabezza, si lamenta con Giannuzzi. Cabezza, non c'è fallo però. Il conto dei falli recita Avellino 0, Mantova 2. Gattarelli la deve buttare via, però trova Ghi con una bella palla. Ghi Osian sul destro, l'imbucata per Gattarelli, poteva essere una buonissima idea. Applausi del pubblico che gradisce questo inizio sprint della Sandro Abate. Mantova ci sembra un po' lenta in difesa. Cabezza può puntare Avellino, Cabezza sul destro, il suo piede forte, Cabezza il destro converge, poi la mette in mezzo col sinistro, palla che passa e non trova il piedino di Lemos, poteva essere il punto dell'1-1. Vediamo chi è entrato per Avellino, Wilde. Vediamo per Mantova numero 8 Donadoni, e poi un difensore, vediamo di chi si tratta appena diamo la chance. Ecco qui Ghi, Wilde numero, la mette in mezzo, si tratta di Galan. Qui c'è la calcio d'angolo non sanzionato, proprio lui adesso numero 11 Mascheruna, anzi è Mascheruna non Galan. Giovanissimo il roster di Mantova, un punto in 2 partite, 8 reti fatte, 10 quelle subite, mentre i Lupi hanno messo a segno 6 reti e ne hanno subite 4. Il pocherissimo Verona ha ridato entusiasmo alla Sandro Abate dopo lo sciolone in casa al debutto con l'Olympus Roma. Avellino, 4 minuti e mezzo dall'inizio della partita, Sandro Abate 1, Mantova 0, palla Osian, può calciare, se la porta sul sinistro e sbaglia, poi ancora Osian rimpallato, anzi era Hezzi, è andato in gol a Verona. Parisi ci mette un po' troppo qui per calciare, palla in fondo laterale.
la Sandro Abate in campo, Di Luccio per Mantova, anche Salas, eccolo qui con la palla. Salas, scambio veloce molto interessante, tecnicamente ben eseguito. Poi Salas aveva trovato un varco buono tra le maglie della Sandro Abate, però la palla era un po' lunga, non con i giri giusti. Di Luccio, Avellino, Ezzi, palla Wilde, Ezzi può puntare, Mascherona, poi preferisce passare per Avellino. Adesso la Sandro ha un po' abbassato i ritmi, Mantova cerca di prendere le misure. Anche Donin in campo, eccolo qui, Donin, Donadoni, un po' macchinoso qui Mascherona, e si vede. Donin in campo, Mascherona, poi Fior completa il quintetto, numero 8 Donadoni, numero 15 Salas, un po' fuori le prime donne per Mantova. Mister Mirella non ha gradito l'approccio soft dei suoi rispetto a un approccio rock di Avellino. Lucio sul pallone, capitano, Wilde, si gira male Wilde, perde palla, Mascherona molto bravo, può calciare Mascherona, il palo e la parata di Parisi, ma che errore qui di Wilde, il palo salva l'Avellino. Poi qui Ezzi, c'è un contatto, no, ancora Wilde, va da Parisi, però Wilde qui, leggerezza di Wilde. Parisi, calcio addirittura in porta, bravo Fior, e serve subito Salas. Palla a Donadoni, puntata, Avellino in fallo laterale, grande la parata di Parisi su Mascherona qualche istante fa, il palo salva la Sandro Abate, ancora Mascherona, palla Donadoni, perde forse il pallone, anzi no, fortunato qui stesso Mascherona. Donin lascia il campo, anzi no, ancora Donadoni, Donin, eccolo qui, stop, non felice, però adesso fallo qui di Di Luccio, ingenuo Di Luccio a commettere fallo in una zona di campo dove non ce n'era bisogno. Palla Fior, qui c'è fallo di Gattarelli su Donadoni. Mantova ha preso le misure del parquet di Avellino e adesso sta giocando una buona partita legittimata dal palo colpito da Mascherona, però la Sandro Abate ha avuto in 3 minuti almeno 4 chance per portarsi in vantaggio e c'è riuscita con Gattarelli a 2 minuti e mezzo dall'inizio della partita. Per adesso Mantova molto più pimpante in campo. Donadoni, Mascherona, ancora Mascherona, perde palla qui Salas, Avellino può calciare, Fiori, Latinelli, troppi errori dei singoli di Mantova, Salas, poi ancora la squadra maglia blu che avanza con la Mascherona, Donadoni, Mascherona, lo chiama Maschero Fior, Ezzi non trattiene il pallone in campo, 2-2 la situazione dei falli quando mancano circa 7 minuti e mezzo al fine del primo tempo. Nessun time out ancora chiamato. Piero Basile Pantaloncini sbraita con i suoi sul cubo dei cambi. Vediamo Wilde che è pronto a uscire, vediamo chi entrerà, forse Osian. Allora Donadoni, lancio lungo a cercare Salas, che poi qui c'è fallo di Ezzi, è il terzo per la Sandro, di nuovo dentro Sian, però è uscito Di Luccio, non Wilde, quindi adesso il quintetto di Avellino è targato Sian, Ezzi, Wilde, Gattarelli e Parisi.
mette la pettorina in panchina Lucio Avellino. Donadoni, ora Mascherone, Mantova pronto, un triplo cambio, non c'è fallo, Gattarelli può calciare con la punta, preferisce servire Wilde ma sbaglia il giro del passaggio e ci ha messo il piede un centrale di Mantova. Si trattava di Salas, palla per Osian, contratto in calcio d'angolo. Quando accelera però Osian è davvero imprevedibile, imperdibile. Ha dato in rete in Veneto il match vinto domenica scorsa dai Lupi per 5-1. Sandro Abate allestita per puntare almeno ad un posto nei playoff. Bravo Gattarelli qui ad anticipare il numero 17 Lemos, poi fallo sullo stesso Gattarelli, è il terzo anche per Mantova. Partita spigolosa, fallosa, fuori Wilde, dentro Ghi e Avellino, fuori anche Gattarelli. Adesso Ezzi, Avellino, Ghi e Osian con Parisi. Fior voleva barriera, Osian va a disturbarlo. Molto belle le divise da gioco sia della Sandro Abate che di Mantova. Facciamo lo schema qui. Ghi, che parata di Fiori, occhio a Mantova che può calciare con il sinistro, poi ci mette scivolata. Avellino poteva calciare Cabezza, forse ci ha messo un po' troppo, un tocco di più. Adesso Lemos pronto a rimettere in campo. Mantova comunque fa paura quando attacca, dobbiamo essere sinceri. Un inizio morbido che poteva ingannare qui Parisi in decisione e Basile dice manteniamo la calma. Ci aveva provato Lemos anche in questa circostanza, adesso però dal corner Misael. Palla dietro, uno schema molto bello per Cabezza, Cabezza sul destro, poi sul sinistro, non è il suo piede, si vede. Fior, palla all'Elezzo, tornato in campo dopo il giallo, poi Avellino qua di mestiere, forse qui c'è fallo, anzi no, poteva starci qui il fallo di Avellino, però Parisi sbaglia tutto, il passaggio per Ghi e quindi palla persa, poteva starci qui il fallo di Lucio Avellino. Molto fisica la partita, entrambi i roster hanno dei calciatisti dotati di un gran fisico e qui bravo, dati bravissimo Cabezza, qui forse il doppio fallo subito, invece no, ancora Ghi, puntata angolo. Mister Milella non sa cosa dire ai direttori di gara, piccola protesta anche dalla panchina virgiliana nei confronti del fischietto romano che però è fermo sui suoi passi. Qui a mio avviso su Cabezza poteva starci il fallo. Poi amici da casa avete anche il replay fornito da Fuzza TV per rivedere un po' le azioni salienti del primo tempo. Avellino pronto a chiamare lo schema, minuto 10 e 4 secondi, si coordina Ghi, palla in curva nord. Sandro Abate vorrebbe spaccare il mondo quando attacca, poi però non trova il varco giusto. Occhio a Cabezza, è un gioco di parole proprio di Cabezza, ha cercato il gol sull'assist di Fior, questa però è una disattenzione per Avellino perché il calcettista ha tentato la sorte con tutta tranquillità. Palla Parisi, palla dentro per Ghi, Gattarelli, Avellino, Osian, ancora Ghi, poteva fare velo qui per Gattarelli però non era sceso il numero 4 di Avellino. Occhio a Osian, Ghi, il centrone per Osian sul destro, era meglio un sinistro forse, però contratto. 10 e 30 alla fine del primo tempo, Sandro Abate 1, Savia Testa Mantova 0. Palla per Gattarelli, è lo schema un po' come il primo gol, era andato in spaccata Gattarelli però bravissimo. Lemos a metterci il piedone, vediamo un po' adesso come fa lo schema Avellino. Palla a Parisi,
lancio per Ghi, non c'è fallo. Osian può attaccare, quando lo fa male. Osian si lascia cadere. Cercano tutti di ingannare gli arbitri, ma gli arbitri sono esperti e non cadono. Tunnel qui su Gattarelli, molto bello. Cabezza, Lemos, palla dentro per Cabezza, lo tiene fuori dall'area Lucio, poi la palla passa in qualche modo, molto bravo. Ghi, Osian, 1 contro 1, poi bravo Lelexo a non cadere. 1 contro 1 di Osian, ubriacante, un po' il doppio passo alla CR7, non funziona, però occhio subito a Mantova dall'altra parte. Ghi in ripiegamento spedisce la sfera in tribuna Montevergine. Se resta così dunque sull'1-0, però la Sandro Abate può e deve chiudere questa partita, Mantova può e deve recuperarla. Palla Lemos, il tacco molto bello a cercare Cabezza, trova in ripiegamento però Ghi che spazza dalle parti di Fior, la palla ancora per Cabezza, che stop ragazzi, può calciare, può liberare il destro, qui però c'era fallo. I tifosi di Mantova protestano contro la direzione di Iannuzzi. Occhio qui a Ghi, trattenuto qui con la maglia, e questa è clamorosa la svista. Se da una parte non vengono sanzionati i falli che potrebbero starci, anche questo andava sanzionato, e qui c'è fallo di Ezzi, però anche su Ghi c'era. Quarto fallo Sandro Abate a 9:10 dal termine, anche quello su Ghi però è stato clamoroso, non sanzionato dalla terra romana. Quarto fallo per la Sandro Abate. Lelez 1-2 molto ben fatto, però Wilde e Osian hanno coperto l'attacco mantovano. Time out richiesto dalla Sandro Abate, ne approfittiamo per prenderci un piccolo break da vedere poi le panchine cosa hanno da dire ai loro giocatori. Si torna in campo, time out terminato tra Sandro Abate e Mantova. Piero Basile ha voluto parlare un po' con i suoi giocatori perché Mantova sta prendendo metri, soprattutto in attacco. Serve maggiore freschezza adesso fisica e mentale alla squadra biancoverde per reggere l'onda d'urto dei ragazzi in maglia azzurra. Palla per Wilde, un gol per lui in 2 partite, grande giocatore Wilde, un po' in là con gli anni adesso, una quarantina per lui, però ha fatto storia del futsal in tutto il mondo. Eccolo qui Wilde, si appoggia a Osian, carica il destro rimpallato, Avellino non preferisce il passaggio a Parisi, però trova una bella imbucata per Ezzi. Wilde, bravissimo a metterci il colpo e a salvare Mantova adesso, però Wilde ci sembra essersi messo in forma dopo il debutto in chiaroscuro con l'Olympus. Wilde, Ezzi, qui c'è fallo di Lerezzo, Osian, la parata con la mano sinistra di Fior. Cresce adesso la partita, il pubblico gradisce le giocate, poteva starci un fallo qui di Mantova non sanzionato da Iannuzzi e da Candria, quindi solo calcio d'angolo per la Sandro, però Wilde stasera sta regalando numeri di alta scuola. Entrano gli addetti al campo della Sandro Abate per asciugare il campo.
Avellino. Wilde tutto solo sul secondo palo, riceve il pallone, anzi no, molto fortunato qui Misael a mandare via Wilde dopo un rimpallo, poi palla a Mascherone, dentro per Donadoni, Wilde, Parisi, la palla tocca la tettoia, quindi rimessa laterale per Mantova. Palla Donadoni, dentro per Capezza, triplicato, poi forse fallo qui di Capezza su Ozian, Capezza ce l'ha lì, Parisi salva tutto con il petto. Parisi salva con il petto, a botta sicura è andato Capezza, la sala batte rischia, Mascherona, Donadoni, Capezza, è una boa, una vera e propria boa, poi scivola, occhio, vanno a sincerarsi anche i giocatori della Sandro Abate delle sue condizioni, scivolato addosso dalla panchina Capezza, che adesso lascia il campo ed entra Salas, numero qui di Ozian, palla Will, troppo lunga, 7,5, adesso però l'arbitro vuole riprendere un po', forse mister Comella in panchina, lo invita ad essere più calmo. E quindi palla Mascherone, Donadoni, c'è ancora da Donin, rimessa Sandro, non ho ben capito la parola mimica posturale dell'arbitro. 7,20 alla fine del primo tempo, sempre 1-0 per gli irpini. C'è Avellino qui, leggerezza che poteva costar caro. Possiamo stimare adesso circa 300 unità al Palla del Mauro. Avellino, palla lunga, cercare Wilde, ci mette la testa Mascherona, molto bravo il 5 con Donin, poi Salas che va un po' a esplorare i suoi, è uscito un'altra volta Lelezzo per Mantova, o Leleco, chiedo poi scusa per la pronuncia. Palla ad Avellino, Ozian, pressing a tutto campo di Mantova, Donadoni, alla Salas, ora Mascherona la deve buttare via qui Mantova, rischia dopo il pressing di Avellino. Fior, vedi, pressing asfissiante, sono stati buoni profeti per gli irpini, cattivi invece per i lombardi, perché il pressing era asfissiante e Mantova l'abbiamo visto un po' in panne gestire questa situazione. Lucio Avellino a battere le tracce di Luccio per i lupi del futsal. Palla Wilde che carica il destro, però era più di coscia che di collo. Rimessa laterale ancora per Avellino quando mancano 6 minuti e 31 secondi al termine del primo tempo. Avellino, nuovo schema, Wilde, bravo Fior che sta tenendo in partita Mantova, bravissimo il portiere maglia rossa. Donadoni, palla a Salas, ancora pressing qui, Mantova dice buttare via Fior al compagno di squadra, rimessa laterale per i ragazzi maglia blu di Milella. E quindi riparte ancora Mantova, 6 minuti al termine del primo tempo. Donadoni,
qui tutta palla, però bravo Salas a gestire il tacco, il preziosismo qui di Donin. Palla Donadoni, Salas accelera, punta Avellino, deciso, poi ancora Mantova da dietro, Mascherone, lo stop non è stato preciso ma efficace, ancora Donadoni, giro palla molto bello di Mantova, poi Avellino però break con Gattarelli, rimessa di Avellino. Qui poteva sfruttare meglio questo break la scuola di casa con Gattarelli e con Avellino, però c'è stato un misunderstanding tra i due, dunque la rimessa però è De Lupi. Di Luccio, Avellino, che palla per Gattarelli, un po' di lanci lunghi se ne vedono pochi nel futsal, però ogni tanto sono efficaci. Avellino, la palla per Wilde, strozza il sinistro, casca anche per le terre il calcettista di Avellino. La rimessa dal fondo è di Mantova, lancio per la boa, occhio che giocatore Salas, e qui c'è fallo e quindi anche giallo per Avellino, quinto fallo per i Lupi. C'era tutto questo fallo, chiamata giusta, giocano molto con la boa e c'è punizione dal limite per Mantova, pericolo a 5:13 dal termine, time out richiesto da Mantova. Fischia Iannuzzi, si torna in campo, 5:13 alla fine del primo tempo. Sandro Abate 1, Mantova 0, ma occhio adesso alla chance per i lombardi. Sul pallone vediamo Salas, anche Cabezza, sul palo Cabezza, tuttora Cabezza scherza con Parisi, c'è Salas sul palo, Cabezza sul pallone, occasionissima d'oro per i virgiliani, 2 in barriera per Avellino, non credo ci sarà schema, credo botta a rete. Fischia Iannuzzi, Cabezza e pareggia 1-1, sfrutta la chance nel migliore dei modi Cabezza e fa 1-1 a 5:11 dal termine. Mantova stava spingendo a caccia del pareggio, adesso esce anche Cabezza, stava spingendo a caccia del pareggio, trova il punto dell'1-1. Ghi, tutto da rifare per la squadra biancoverde, che aveva iniziato un approccio importante alla partita, poi Mantova è venuta fuori piano piano alla distanza, il palo di Mascherone, la gran parata di Parisi su Salas, poi il pareggio adesso di Cabezza su punizione, però fallo in genere, adesso non ne può commettere più Avellino, altrimenti si va a tiro libero. Qui Cincischia Donadoni, Gattarelli,
perso una palla incredibile. Palla verso Ghi, irraggiungibile, si arrabbia con Parisi. Ghi, 4,46 al termine del primo tempo, 1-1. Non c'era qui l'attaccata al corpo, fuori del Mantova, anzi non nessuno, si arrabbia Milella. Osian, incredibile che palla che stava perdendo Osian. Sandro Abate che ha avuto un blocco mentale dopo il pareggio. Occhio a Ghi. Basile richiama Cattarelli, entrare Osian, vuole Ezzi, vuole maggiore freschezza adesso in avanti Basile. Avellino, Ezzi, ancora luce Avellino, Osian, Mantova si chiude bene e poi palla a Capezza che prova un destro a giro, palla alta sopra la traversa, 4 al termine, 1-1. Avellino, Osian, palla a Ezzi, non sembra affondare più Avellino come l'inizio della partita, pronto a rientrare anche Wild. Avellino, Osian, palla a Ezzi, ancora per Lucio Avellino, numero 20 per lui. Osian, ex Napoli, palla Ghi, sul destro Ghi, ci mette il piede, un deve solo di Mantova con gli occhi chiusi, poi Avellino poi non trova Ghi, ci ha messo il piede Misael, ma ce lo ha messo, amici da casa, con il volto girato, quindi è stato fortunato a prenderla. Qui stava per perdere palla Lemos, poi Capesa, il tacco per Lemos, Ezzi. Sandro Abate riparte troppo da dietro. Osian, palla per Ezzi, era solo Ghi, Capezza spara il destro, Lucio ci mette lo stinco, 3 al termine precisi, mentre Fior tra i pali continua gli esercizi di riscaldamento, il portiere di Mantova. Avellino, Ezzi, Avellino per Ghi, brutto qui, non c'è fallo di Ghi, però rischia, poteva starci invece prima su Lelezzo, fuori Ezzi, poi in ombra stasera gioiellino anche della nazionale. Osian, Ghi, punta ma non supera Lelezzo, poi si lascia cadere, poi adesso può calciare, poi serve Wild, palla Osian, tocco forse di un braccio di Mascherone, no, Wild, Avellino, palla lì, bravo Fior, eccesso di altruismo qui di Avellino. Capezza, adesso un 3 contro 3, Mantova, che palla di Capezza, non ci poteva arrivare Donadoni, però adesso la partita sale nuovamente di intensità, Fior sta salvando Mantova sta sprecando diversi contropiedi. Situazione falli, 5 Avellino, 3 per Mantova, non ne bisogna commettere in casa Sandro Abate, altrimenti si va al tiro libero. Il pubblico però gradisce la partita di Luccio, poi sbaglia tutto Osian, manca molto Kelani a questa squadra, poi il roster corto, quello della Sandro Abate, anche Giose Lito non è della partita. Abate subisce fallo qui e non chiamato, questa fa discutere questa decisione, poi Wild, Osian fa discutere questa scelta di Candria, il fallo c'era su Lucio Avellino,
Non comprendiamo alcune decisioni arbitrali, ma non le contestiamo. 1:35 al termine della prima frazione, che vede Sandro Abate Mantova pareggiare 1-1. Adesso attaccano gli ospiti. Mascherona, buon gioco di Sola, di Salas, poi però perde il contatto con la sfera, dunque rimessa laterale per i Lupipini. Di Luccio, Wilde, però sì, strozza la conclusione, l'aveva perso qui la difesa mantovana. Poi Mascherona, buona la palla per Donadoni, un po' lunga, Parisi, Ezzi, Di Luccio, Avellino prova un pallonetto clamoroso. Pressing di Mantova è fruttuoso. Un minuto circa alla fine del primo tempo. Salas, non c'è Ghi in campo, Ghi sottotono in questo primo tempo. Try up sicuramente Cabezza per Mantova e Wilde per Avellino. Ezzi, Parisi, la deve buttare Ezzi, sconsolato Basile, braccia conserte per lui, adesso il pubblico però già va raccolta la squadra. Donadoni, 35 secondi al termine. Parisi, sovrasta Donadoni, Avellino, prova adesso da Sandro a venire di nuovo fuori dal guscio, non c'è, fallo su Di Luccio che poi perde il contatto col pallone. La rimessa è per i virgiliani, 24 secondi al termine, si infiamma la contesa. Rimessa laterale per Mantova, mancano 15 secondi. Melella chiede ai suoi ragazzi 15, quindi costruiamo un'azione, vediamo. Non passa però Misael su Ezzi. Mascherone, Salas, 5 secondi, via dice Fior, la vuole tenere lì Salas. E si accontentano entrambe le squadre dell'1-1 al termine del primo tempo. Bel gesto di fair play tra Avellino e Salas, un pareggio giusto, la sbloccata per Avellino Gattarelli, poi ha pareggiato su punizione Cabeta. A risentirci per i secondi 20 minuti di gioco.
Rieccoci dal Pala del Mauro di Avellino, secondo tempo di Sandro Abate, Savia Testa Mantova, 1-1 il parziale che è maturato dopo i primi 20 di gioco. A Gattarelli ha risposto Cabezza. Si spengono le musiche di sottofondo. Vedremo se Irpini e Mantovani riusciranno poi a portarsi a casa l'intera posta in palio. Sul pallone proprio Cabeza. Fischia Iannuzzi. Iniziato il secondo tempo. Palla a Misael dietro da Velezzo. La boa, che boa ragazzi. Cabeza. Palla sul fondo. Parte subito Osian, però non trova nessuno, trova Fior. Cabeza numero, bravo però Ghi a metterci il piede, anzi non era Ghi. Si trattava di Gattarelli proprio. Poi bravo Velezzo che ha cercato l'imbucata per Misael, però trova solo il fondo. Se ne sono andati già 40 secondi del secondo tempo, sempre 1-1. Osian per Parisi. Alla lunga tagliata di testa Velezzo, Parisi la lascia ancora, cioè Avellino la lascia a Parisi. Osian, palla ancora da Avellino, prova a mettere il turbo il capitano, la rimessa è di Avellino. Esitazione per Stefania Candria, però Avellino trova la panchina di Mantova. Si inizia con tanti errori questa ripresa, un minuto è scappato via. Velezzo, bella la palla per Cabezza, si gira, anche se macchinoso Cabezza, però fa paura per la sua stazza, per il suo fisico imponente. Ghi, Avellino, Osian, Fior grida con la difesa, palla dentro, bravo Lelezzo, la mette giù, poi palla numero 10 di Mantova, Misael. Gattarelli recupera una rimessa laterale, sempre 1-1, ritmi blandi, tanti errori in questa seconda frazione. La palla per Osian. Avellino, lungolinea per Ghi. Osian prova ad accendersi, anzi no, Avellino. Ghi, Osian, ancora Ghi, tutta schierata la squadra di Mantova, a memoria Ghi per Avellino, ma il passaggio non è con i giri giusti, quindi Mantova può rifiatare. Basile cammina nervoso in panchina, non sta ammirando una grande Sandro Abate in questo inizio secondo tempo, quindi Lelezzo. Gattarelli prova a contenere Cabezza, non ci riesce, sì in una seconda battuta. Errore qui clamoroso di Lemos, che aveva rubato 3-4 metri, se ne vede Candria che cambia la rimessa, e ingenuità qui di Lemos. E palla da Avellino. Osian, Gattarelli, pressing di Mantova, Avellino qui subisce fallo, chiede scusa Lemos, fallo giusto, resta a terra Avellino che si rialza in questo istante. Il primo fallo è di Mantova in questa ripresa. Sul pallone Osian. Avellino, Osian,
Ghi contro Fior, Ghi la palla passa, però la recupera il portiere Mantovano, la lenta. Il portiere Mantovano che sta gridando all'inverosimile con la sua difesa, però Ghi aveva trovato il varco giusto. Occhio qui a Cabeza, doppio passo bellissimo sul sinistro, la schiaccia la panchina, già si era alzata per esultare, fuori proprio Cabeza e Lelezzo, dentro Salas e Mascherona. Avellino, palla a Ghi, ancora Avellino, palla ancora a Ghi, tanto movimento per Ghi, però difesa fortissima di Mascherona, non riesce a trovare l'imbucata giusta, però la Sandro Abate, ma può ripartire. Donadoni, palla Donin, Salas, qui c'è fallo forse su Donadoni di Ghi, non secondo Iannuzzi, un po' il metro come il primo tempo. Occhio qui a Osian, va dietro da Avellino, palla per Ghi, Avellino può calciare, Avellino, Fiore ci mette il piede e salva Mantova, sarà rimessa laterale. Avellino riparte adesso di slancio, però Fiore sta salvando pentole e coperchi. Sale anche Luvel del Mauro, Osian la liscia, poteva essere questa una grande chance per lui. Interessante questo portiere Fior della squadra mantovana. Donin, ancora Fior, proprio lui che calcia lungo verso Parisi che blocca e sale subito Osian. La Sandro può ripartire, superata già alla metà campo. Osian raddoppiato, Osian col sinistro, la palla buona per Gattarelli che prova un sinistro troppo largo, però buonissima la giocata di Osian che aveva smarcato Gattarelli liberandosi dalla doppia marcatura di Donin e di Mascherona. E adesso Fior per Mascherona, aspetta la Sandro Abate, non fa pressing. Donin, ancora lui, Ghi può calciare alla porta avanti, ma la palla termina al lato. Occasionissima per Ghi, anzi l'ha parata Fior. Signore e signori, giù il cappello per questo portiere. Non avevo visto il tocco in live, devo essere sincero, ma se Fior ha toccato anche questa, davvero è insuperabile questa sera, amici di Futsal TV. Poi Ghi, la palla sarebbe terminata fuori. Adesso la Sandro Abate spinge a caccia del 2-1, 16 minuti al termine. Avellino, palla Ezzi, Avellino va via, poi non trova l'imbucata per Ezzi e sbaglia. È già ripartita Mantova. Vuole il tacco, Osian ripiega e recupera, anche rimessa. Avellino, Osian rischia troppo e perde il pallone, non così. Eccesso di sicurezza. Mascherona, Avellino, Ezzi sul fondo, anzi la palla era di Avellino, però Ezzi non si è fidato e adesso i tifosi di Mantova raggiungono anche la panchina di Mililla. Mascherona, Osian, brutta la palla qui in orizzontale, che rischio, però trova l'imbucata giusta Ezzi, non serve Avellino, tutto solo, ha preferito calciare a rete, applaude Basile, però Avellino era tutto solo sull'out mancino.
Ora Mantova adesso, Donadoni, pressing della Sandro, entra anche Wilde, fuori chi? Rientra però Cabeza e Mantova che è per 4 minuti ha subito un po' il forcing di Avellino. Adesso Fior, palla lunga per Misael, Wilde, Avellino, Ezzi, anche Avellino qui eccede, entra Salas anche in campo, adesso doppia boa per Milella. Avellino, Parisi, spreca un pallone per Wilde, Ezzi, mancano le sue giocate la Sandro Abate, Di Luccio, Wilde, prevedibile questa volta Wilde, e poi però Misael si rifugia in fallo laterale, ha paura del pressing di Ezzi. Sandro Abate che prova a schiacciare adesso Mantova nella sua area di rigore. Palla Wilde, sponda il sinistro, fuori. Fior davvero leader. Palla lunga di petto, Parisi, Servezzi, Ezzi, Wilde taglia il campo, Ezzi va da solo, poi scarica un destro però troppo chiuso qui. Ezzi ha provato la sortita alla palla però si è spenta fuori. Sventolano anche le sciarpe bianco-verdi in tribuna. Avellino, palla Wilde, macchinoso Wilde, Ezzi, Parisi, lancio lungo a cercare Di Luccio, Mantova riparte con Salas, tacco di Cabeza molto bravo, poi Ezzi, Di Luccio, Avellino, Ezzi è solo, ignorato Wilde, avete il gioco del petto, vuole l'angolo, Ezzi, però Ezzi ignorato da Lucio Avellino. Adesso Avellino prova a concretizzare questo forcing. Avellino, angolo, palla per Wilde, la palla resta lì, Wilde, bravo Fior che serve poi sulla corsa a Cabeza che può calciare, Cabeza ripiega Di Luccio e calcio d'angolo. Incredibile, contropiede subito fulmineo di Mantova, bravo Di Luccio, però Wilde, gli manca solo il gol stasera a Wilde perché ha giocato una bellissima partita. Mantova qui malinteso dalla bandierina. Parisi, Ezzi, Wilde, fuori Wilde, Ezzi, Avellino, adesso Mantova torna a fare pressing, palla per Di Luccio, può calciare, Fior ci mette il petto però il calcio d'angolo, costruisce tante palle gol adesso la squadra di casa ma non riesce a concretizzarle nel migliore dei modi. 13 al termine. Avellino, la palla per Wilde alle stelle. Si libera anche bene al tiro Avellino sui calci piazzati ma non riesce a trovare il centro della porta. Ma c'è un grande Fior stasera, Delezzo. Occhio a Cabeza. Di Luccio, pressing, fallo laterale. Mantova con stasera ha subito 11 reti, ne ha messa a segno 9. La Sandro Abate invece 7 reti all'attivo, 5 al passivo.
Wilde ha voglia di spaccare il mondo stasera, però tutti rimpallati i suoi tentativi di andare a bersaglio, palla lunga a cercare Cabezza, non può arrivare. Alla Sandro Abate mancano come il pane Joselito e Ugherani. Parisi, Wilde, non c'è fallo ma c'è Ezzi ripiega però bene Mantova, si erano un po' fermati tutti. Lucio Avellino invita i suoi alla calma. Wilde ancora in angolo, adesso Avellino spinge, Basile non si contiene in panchina, pronto ad entrare in campo Osian. Coach qui all'Elezzo, contropiede Misael, va via Wilde, senza fallo Wilde, credevo lo avesse commesso, invece no. Parisi, Fior c'è, scendi Ezzi, Basile, adesso però va via, molto bene Cabezza, bravo questa volta Parisi. Wilde ci mette il piede all'Elezzo che però prende una storta e deve uscire dentro la mascherona. Preso una storta forse l'Elezzo, o gli si è girato il ginocchio, però sta bene, può rientrare. Fuori Ezzi e Di Luccio, dietro Gattarelli e Osian, ancora panchina per Ghi, però tra poco lo rivedremo in campo il numero 9 della Sandro. Ancora sul pallone Wilde, nessun time out in questo secondo tempo. Conto dei falli, Avellino 0, Mantova 1. Osian, Wilde, palla per Gattarelli, destro però debolissimo, di scivolata spaccata, Lemos salva tutto, tentativo però velleitario di Gattarelli. Wilde anticipato, tante le emozioni in questa ripresa, tutta di marca Sandro Abate, bravo Fior, fino a questo istante impeccabile, forse il meno in campo per la Savia Testa. Wilde, Osian, controllo non perfetto, Avellino, Wilde, Gattarelli, palla per Wilde, ora Osian, non ci sono sbocchi però per Avellino. Osian prova a mettersi in proprio palla ad Avellino, ancora Osian, chiudi le gambe Fior, la palla passa però Fior è attento e mette in angolo. Prova la sortita individuale adesso la Sandro Abate, Mantova chiude tutti i varchi, una linea Maginot dei Virgiliani. Ancora Avellino, lo schema, la palla non passa. (11 al termine, 9 minuti scoccati in questa ripresa, 1-1 al Pala del Mauro, terza giornata del campionato di Serie A di futsal. Nell'anticipo la Meta Catania ha battuto la Feldi Eboli 4-2 ed è momentaneamente in vetta alla classifica con 7 punti, 2 vittorie e un pareggio per gli Etnei, 8 i gol fatti, 5 soltanto quelli subiti. Ghi, adesso Mantova ha fatto un po' sfogare la Sandro Abate, inizia il contropiede però Ghi va via, poi subisce fallo di mestiere, questo fallo commesso da Mascheruna è il secondo per Mantova,
cui Ghi aveva perso completamente i tempi della giocata. Ha recuperato poi con un numero di alta scuola. Osian, Avellino per Osian, Ghi, non c'è contatto. Mascherone, palla al lato, Ghi, prova a accendersi Ghi, palla a Avellino in controtempo, preso in controtempo Avellino, che peccato da Gattarelli, poteva essere una grandissima giocata questa per i lupi. Il pubblico carica Lucio Avellino intanto. Mascherona. Anche Mantova, però il contatto con la sfera, braccia aperte per Milella in panchina. Anche un'atmosfera tranquilla per il pubblico della Sandro Abate. Osian prova a calciare adesso, anzi no, doveva calciare il numero 77 della Sandro Abate. Qui in atto infortunio muscolare per un giocatore di Mantova. Si tratta di Lemos. Esce Lemos. Mascherona, Misael, palla non è entrato Donadoni, Mascherona, Donadoni la deve buttare via. Basile chiede ai suoi uno sforzo per riportarsi in vantaggio. Mantova tiene bene, palla Ghi, rimessa di Avellino, non riesce a trovare il varco giusto però la Sandro Abate, sempre lì a giochicchiare la sfera. Ghi, bravo Mascherona, e poi stava per colpire un amico in panchina, però bravo in copertura Mascherona, tra i migliori in campo in casa Savia Testa. Adesso Gattarelli chiama lo schema che è fruttato un gol da Sandro Abate. Il taglio di Ghi, Osian non calcia, Avellino, Osian, Ghi, si gira in aria Ghi, contratto, c'è la palla qui, però Gattarelli in copertura di testa la spedisce in fallo laterale in tribuna Treminio. 9:25 al termine della partita, sempre 1-1 del Mauro tra Sandro Abate e Savia Testa Mantova. Misael, bravo Parisi, Osian, che grinta per Fior, ragazzi, urla come un dannato. Osian, palla per Ghi, però bravo Mascherona, non c'è fallo qui, è contrasto. Mascherona voleva il fallo, Nuzzi però lo ammonisce, anzi, per proteste, anzi no. Dal fischio c'era sembrato che potesse estrarre il giallo Mascherona. Gattarelli non si intende con Osian. Sandro Abate è molto superficiale nelle ripartenze. Mantova
controlla bene la partita. Occhio a Parisi. Ghi, il movimento è sempre lo stesso di Ghi sul piatto a ruotare il corpo e poi calciare a rete, però bravissimo, l'ha studiato bene Mascherona che non gli ha concesso nulla. Dentro Wilde, fuori Osian e Gattarelli, dentro Ezzi. Wilde la spara, Ezzi, bravo Fiore, ancora Ezzi, miracoloso Fiore con Donadoni, ancora Miseal. Wilde può puntare la porta. Ghi, il tiro e il gol di Ghi. Sandro Abate 2, Savia Testa Mantova 1, esplode Del Mauro, è un vantaggio meritato e qui forse Fior poteva fare meglio. Ha segnato l'uomo che non ci si aspettava, Ghi. E forse qui Fior ha commesso l'unico errore della sua partita, impeccabile fino a questo momento. Sandro Abate che trova il punto del 2-1 a 8:36 dal termine. Misael. Adesso subito a testa bassa Mantova. Cabezza. Donadoni. Mascherona. Ghi. Cabezas contro Ghi, la palla bella per Misael, palla alta e questa volta Mantova ha trovato un bel attacco, però il calcio d'angolo. Occhio a Mantova, Cabezza però non si intende con i suoi, si arrabbia con Misael. Parisi la deve buttare via, palla a Wilde, non c'è fallo, Wilde leggero nel provare questo dribbling, però ha fornito su lui l'assist per Ghi. Donin, Mascherona, Cabezza, Avellino non lo tiene, Mascherona, Donin, fallo qui di Cabezza. In un primo momento Iannuzzi non aveva chiamato il fischio, poi si è fermato giustamente Cabezza e quindi terzo fallo per Mantova, ferma a 0 la Sandro. Bel gesto adesso tra Cabezza e Gattarelli. Avellino, Wilde, palla buona per Gattarelli, tentenna poi è bravo ancora Fior, ha trovato un grande varco qui Gattarelli, ha trovato una grande risposta di Fior, poi Cabezza, numero su Wilde, occhio a Gattarelli che prova a distendersi adesso, Gattarelli, qui c'è fallo di Mascherona e c'è anche giallo per lui, e il quarto fallo per Mantova, si arrabbia Mascherona, qui bravo con il break Gattarelli. Fuori Mascherona. Adesso Lucio Avellino chiama Wilde Ezzi, però lui è un buon tiratore.
Uno in barriera per Fior, 2 però a protezione della porta. Wilde, Fior si distende in angolo e devi anche questa botta di destro di Wilde, 7 al termine, lunghissima. Palla dentro di Wilde, ci mette il piede, molto bravo. Un giocatore di Mantova. E adesso si va da Lucio Avellino. Gattarelli. Non c'è fallo qui. Riparte Mantova con Donini. Parisi, entrata un po' kamikaze, c'è time out per Mantova. Pronti a tornare in campo i quintetti di Sandro Abate e Mantova. Rimessa d'attacco per Mantova dopo l'uscita killer di Parisi. Avellino Neleso. Lemos. Parisi è molto irruento, gioca distinto, l'estremo difensore maglia nera, però stava cercando volontariamente l'assist per D. Che tacco, qui c'è il fallo, anzi no, Emililla, braccia in aria. Wilde, il numero di Wilde, non c'è neanche qui fallo. Mantova attacca con 3 uomini, Donadoni va via, Donadoni, la palla è buona, Donadoni ancora, il pareggio di Mantova, arriva il pareggio di Donadoni a 6 minuti dalla fine. Ingenuità di Avellino pagata a caro prezzo con il pareggio di Donadoni. Adesso tutto da rifare per la seconda volta per la Sandro Abate. Avellino. Ghi. Non c'è fallo di mani, anzi sì. Quinto fallo per Mantova, time out. Anzi no. Tanto Fior protesta con Candria. Quinto fallo per Mantova. Non ne può commettere più adesso la squadra maglia blu, altrimenti è tiro libero. Osian.
Avellino, Ossian, Wilde, Ghi, Avellino, Ossian, fallo, si va al tiro libero, c'è fallo, fischia Candria, tiro libero per la Sandro Abate a 5:36. Arriva il terzo fallo e sul pallone Lucio Avellino. Cambia il portiere Mantova, forse è specialista nel parare liberi. Secondo portiere. Non so, Fontaniello forse tra i pali. Primo libero del Mauro, 2 partite. Lucio Avellino, fuori, calcia fuori Lucio, si resta sul 2-2, rientra Fior. Adesso attimi concitati, ancora Ghi, e va a rompere, va a togliere le ragnatele Ghi. Ragazzi, che gol di Ghi. E poi il 5 a Giuseppe Rizzi. Spreca Avellino, concretizza Ghi. Adesso fuori Wilde, dentro Ezzi, anzi fuori Ghi. Fallo di mano qui di Gattarelli, primo fallo Sandro Abate. Misael, Mascherona, vediamo se Mantova avrà la forza di recuperare per la terza volta. Ossian, Avellino, Ossian, la palla era buona per Gattarelli, ci ha messo il piedone Donadoni, autore del 2-2, bel gol di Donadoni con il piatto sotto la traversa. Avellino, palla Ossian, palla dentro di Avellino che ha tagliato tutto il campo, 4:50 al termine. Fior gioca a Mascherona, palla a Misael, qui Occhio, qui c'è fallo su Ezzi, doppio fallo, è incredibile questo fischio da parte di Candria che non arriva. Basile tutte in piedi, la panchina della Sandro Abate, occhio a Iannuzzi che va a dire qualcosa a Basile. Giallo per Comella.
qui poteva starci anche il giallo. Si asciuga il parquet. Ezzi lascia il campo, zoppicante dentro Will. Mi sa che Ezzi ha terminato anzitempo la partita, zoppica con la gamba sinistra e si accascia a terra. Wilde rimpallato, Donadoni prova lo sprint, poi calcia al lato e angolo, ed ecco che Mantova applica il portiere di movimento a 4:29. Parapiglia. I tifosi non capiscono questo scambio di cortesie. Comunque Mantova ha applicato il portiere di movimento, occhio a Lelezzo, palla a Cabezza, Salas, ora Salas, Cabezza, ora Cabezza, Salas, Lelezzo allarga la maglia di Avellino, Lelezzo molto bravo. Ancora Lelezzo. La punta la vede all'ultimo Parisi e ci mette il piedone. Misael. Cabezza può calciare, tanto spazio per lui. Salas, torna a Fior, Wilde, che peccato, non è riuscito a stoppare Wilde, un buon pallone. 3:46, torna il portiere di movimento. Lelez, Cabezas, Misael. Con la Cabeza per Salas, tutte le bocche di fuoco in attacco per Mantova, occhio a Misael, i fischi di paura, occhio a chi, Wilde, ancora Salas, Misael, c'è spazio, occhio a Cabezas, ora Lelezzo. La palla buona, Lucio rischia la rete, poi Wilde, però capisce la giocata subito Mantova. Ghin, forse c'era fallo, adesso sì, su Misael c'è giallo per chi? Meritato, giusto. Secondo fallo per la Sandro, 2 commessi dagli Irpini. E adesso palla a Cabeza. Fischia e Annuzzi, Cabeza Misael, ora Cabeza. Con la Misael,
c'è Salas al centro, Cabezza rischia di vedere il pallone, poi non c'è fallo su Ozian, Lelezzo la punta, la palla per Parisi, la porta è vuota ma non trova la porta, incredibile Parisi, poteva fare il poker, poi Salas, palla a Ozian, palla a Ghi, la parata incredibile di Salas che poi si stira, anche si infortuna perché ha allungato il piede, incredibile, che chance da Ghi, ma che parata di Salas ragazzi, che poi resta a terra, forse ha colpito o i legni con il piede o ha allungato troppo la gamba, incredibile però. Ha salvato Mantova Salas. Time out richiesto dalla Sandro Abate. Rientrano in campo le due squadre. Avellino sul pallone. Wilde la schiaccia, Avellino vuole proteggere la rimessa laterale, rientra Fiori in porta, Wilde, Ozian, Wilde, per Ozian, scivola Ozian, riecco Salas che si è ripreso dalla grande parata che ha fatto qualche istante fa su Ghi Misael, proprio per Salas, va da Cabezza, ancora Salas, 1,50 al termine, Cabezza, Salas, la porta è libera, Avellino il piatto che termina di poco al lato, aspetta, c'è a terra Avellino, attenzione, ha subito forse una botta, è rimasto a terra Avellino. Erano girati forse i trattori di gara, dato scaramuccia pubblico Salas, 1,32. E dopo Ezzi anche Lucio Avellino in infermeria, mi sa che non ce la fa più Lucio, si contorce. (1,32 al termine). Lucio Avellino non prova a stringere i denti, esce dietro Cattarelli, Wilde, Ghi, Ozian,
con Parisi, il quintetto di Avellino. Inizia Mantova con Lelezzo, palla Cabezza, occhio qui, si è creato un varco, ancora Cabezza, Misael, palla buona per Cabezza, Lelezzo, Mantova si distende con il portiere di movimento, Cabezza, finta il tiro, poi larga per Misael, palla dentro, prova adesso Ghi ad attaccare, bravo Lelezzo a contenerlo, non riesce però a sfruttare i contropiedi Avellino. 57 secondi al termine. Dentro Fior, Wild, la liscia Wild, e ancora Salas adesso. Cabezza, Misael, il blocco, attenzione che la palla forse passa, la salva però Cabezza con la gamba di richiamo, stava sognando un poker Avellino clamoroso, sembrava una palla persa che stava trasformando in gol, però Mantova sta salvando tutto. Cabezza con la gamba di richiamo, tra l'altro aveva perso il tempo della giocata, la recupera. Toghi chiama il pubblico del Vermauro. Dentro Fior, Stretti, Parisi, però perde tutto. Fior, occhio Cabezza alla puntata, Osiano ci mette il piede, 23 secondi alla fine. Mantova con il portiere di movimento, Cabezza, blocco di Salas, calcio d'angolo. Lelezzo, palla Misael, per Ghi, perde il contatto con Cabezza, la palla ancora lì, poi Mantova spreca la chance del possibile pareggio. Wild, si arrabbia Basile, Wild spreca tutto, la Cabezza, il blocco, calcia Cabezza, finisce qui, la Sandro batte Mantova 3-2 e si porta al secondo posto in classifica. Avellino vista il successo di Verona e batte con non poca sofferenza la squadra virgiliana, che ha giocato una grandissima partita, decide una
Piero Basile, vittoria importantissima, sofferta della Sandro Abate ma meritata contro una squadra che non ha mai mollato Mantova. Bello anche l'entusiasmo dei tifosi a fine partita. Sì, soprattutto questa è una vittoria dedicata a loro, perché veramente nei momenti difficili, quando le forze venivano meno, ci hanno aiutato, supportato, hanno spinto, e questo noi l'abbiamo sentito e quindi li ringrazio perché sono sempre calorosi. Sì, è stata una vittoria di cuore, però non solo di quello, perché credo che il secondo tempo abbiamo spinto tantissimo, abbiamo creato tantissime palle gol anche nel primo tempo. Chiaramente in questo momento noi siamo questi, siamo una squadra che lotta con il cuore, prova a superare l'avversario perché sappiamo che siamo un po' in difficoltà. La settimana prossima staremo con qualche rotazione in più perché Ugherani rientra dalle tre giornate di squalifica, quindi bene, adesso ci concentriamo, abbiamo forse per la prima volta la possibilità di lavorare una settimana intera, perché anche la settimana scorsa avevamo giocato domenica, quindi abbiamo lavorato 2 giorni, quindi adesso giocheremo sabato, avremo una settimana intera tutti insieme per lavorare, per preparare un'altra partita importante. Ezzi e Avellino, uscite anzitempo dalla partita ma uscite per precauzione, cosa hanno? No, Avellino credo siano solo crampi, Ezzi non lo sappiamo, forse è una piccola contrattura, però speriamo niente di preoccupante. Per quanto riguarda la partita, Avellino ha subito 2 volte la rimonta di Mantova, non ha chiuso la partita al tiro libero e con la porta sguarnita per 2 occasioni ha temuto alla fine il peggio. Sì, è normale che quando tu vai in vantaggio 3-2, io credo che sia stato un tiro libero clamoroso non concesso su una trattenuta su Ezzi. È normale che quando tu non chiudi la partita, però abbiamo fatto un gran gol del 3-2, quindi la partita sapevamo che dovevamo tirarla fino alla fine soffrendo, però io credo che loro col portiere di movimento non abbiano mai tirato in porta, quindi siamo stati anche bravi lì, perché c'è da dire che poi abbiamo perso Avellino negli ultimi 2 minuti, che chiaramente è il pilastro su cui si basa la nostra difesa, però guarda, in questo momento non faccio mai nomi di singoli, no? Però un premio soprattutto che lo merita Gattarelli, che ha fatto una partita straordinaria, lui è soltanto alla seconda, terza partita in Serie A, quindi veramente oggi è stato un giocatore che da applaudire, così come tutto il resto della squadra. Ghi sono contento perché ha ritrovato una grandissima doppietta, 2 gol di primo tempo sottotono di Ghi, secondo sì, però alla fine sapete meglio di me che per un attaccante realizzare gol e soprattutto 2 grandi gol sicuramente un pochino lo porterà a salire di livello, perché noi lo stiamo aspettando, lui deve essere questo perché da lui ci aspettiamo questo. Pala del Mauro e tutto, la Sandro Abate batte 3-2 la Savia Testa Mantova grazie ad un Super Ghi, autore di una doppietta. Nella ripresa aveva sbloccato il match Gattarelli, poi in mezzo ai pareggi di Capezza prima e Donadoni poi per i virgiliani. Avellino spreca anche un tiro libero con Avellino, però poi porta a casa la seconda vittoria consecutiva.